Continuano i casi di coronavirus nella nostra provincia, secondo i dati diffusi dall'ASP di Agrigento per tramite il sito della prefettura, che sono così 79, per un complessivo di tamponi eseguiti pari a 888, dati che contrastano con quelli forniti dalla Protezione Civile Nazionale, che ne dichiarano 89. Il dato è alle 17 di ieri, 30 marzo. Secondo i numeri arrivati dall'ASP di Agrigento, il contagio ha registrato aumenti in questi comuni: Canicattì 1 in più e salgono a 3, Palma di Montechiaro 5, più 1 rispetto a ieri, Raffadali un altro contagio, per un totale di 3 persone, Santa Margherita del Belice siamo anche a 3 casi, mentre un altro contagio in più si registra a Sciacca, che per ora resta sempre il maggiore centro dell'Agrigentino, con un maggior numero di contaminati, 21. Intanto un nuovo appello tra i tanti che oggi si susseguono sui social da parte dei sindaci arriva quello di Carmelo Paci, primo cittadino della città crispina, Ribera, verso le persone realmente bisognose. Questa mattina parliamo di persone realmente bisognose. Inizierei da quello che è successo questa notte. Come sapete, una persona, un senza tetto, è stato trovato per strada, sono stati allertati i carabinieri, mi hanno subito chiamato. Da notizie assunte, perché ho attivato già i servizi sociali, non si tratterebbe di una persona riberese, non ha la residenza a Ribera, quindi giuridicamente abbiamo meno leve. Nonostante ciò i servizi sociali hanno già contattato le strutture sanitarie, contatteremo il sindaco del comune di residenza e in qualche maniera si troverà una soluzione più consona rispetto a quello che è dormire fuori per questo senza tetto. Voglio parlare invece delle famiglie bisognose di Ribera, che sono sempre di più. Da stamattina si possono fare le richieste per i buoni spesa. Innanzitutto si possono fare tramite internet, basta collegarsi nel sito del comune di Ribera, troverete il modulo, si fa la richiesta tramite internet senza uscire fuori di casa presso questo indirizzo: servizi sociali @comunediribera.ag.it. Per tutte quelle persone che riescono a farlo senza uscire di casa, vi prego, non uscite di casa e fatelo comodamente. Per tutte le altre persone che purtroppo non ci riescono, questo modulo lo troverete nei tabaccai, supermercati e panifici. Riempirlo è semplicissimo, si deve legare una fotocopia della carta d'identità e si deve imbucare in 2 luoghi. Troverete una bucalettere nel comando dei vigili urbani in via Brunelleschi e una bucalettere presso i servizi sociali nella zona Cozzo, per capirlo noi riberesi. Un appello: le persone che devono fare la domanda devono essere esclusivamente le famiglie bisognose, realmente bisognose. Per quale motivo? 2 motivi. Il primo, perché trattandosi di un'autodichiarazione, chiunque dichiari il falso, noi siamo costretti a fare dei controlli incrociati. In questo caso i servizi sociali, la politica non c'entra e non osserverà nessun documento, chiaramente. I servizi sociali e lo staff faranno dei controlli incrociati, quindi qualcuno rischia di essere anche denunciato per falso. Il secondo motivo, quello più importante, invece, è se il signor Carmelo Paci, che magari non ha bisogno, fa la domanda e viene erroneamente accettata, toglie soldi a qualche famiglia realmente bisognosa. Quindi vi prego, questa richiesta, e vi prego di diffonderlo questo messaggio, la devono fare soltanto le tantissime famiglie bisognose. Noi già dal 9-10 marzo assieme alla Caritas, alla San Vincenzo, alla Protezione Civile abbiamo e continuiamo a assistere tantissime famiglie bisognose. Purtroppo le famiglie bisognose in questi ultimi giorni sono sempre di più. I buoni, per chi ne ha diritto, vi verranno consegnati a casa.